Buonasera, benvenuti ad un programma di cucina fatto in casa in compagnia di Nadia Fazio. Buonasera Nadia. Ciao Silvana. Come stai? Bene, grazie, bentornata. Grazie, bentrovata. Oggi cuciniamo una ricetta natalizia, ci prepariamo per il Natale. Sì, è tempo per prepararci, allora facciamo la pignolata siciliana oggi. Sappiamo che ci sono tante ricette che diciamo somigliano alla pignolata siciliana. Sì, esatto. Tipo la cicerchiata abruzzese. Sì, i strufoli. Questo è napoletano. Questo è napoletano, i turdilli. Questo è calabrese. Le cicerchiate. Sì. Allora, appunto. tutte variazioni su più o meno la stessa ricetta, dunque le piccole palline di pasta che sono fritte e poi coperti nel miele, che è quel principio di base. Sì. Buone, quindi un dolce da preparare per la vostra tavola a Natale. Sarà in forma di albero di Natale addirittura, vero? Sì, poi li facciamo nella forma con il miele di sopra, sarà bellissimo per servire per Natale. E poi c'è una piccola storia carina per quanto riguarda questa ricetta. Sì. Allora, sappiamo che tu hai un blog Mangiabedda nella quale ci sono tutte le ricette, perlomeno tante ricette siciliane tradizionali. Esatto. E allora sei andata alla ricerca di questa ricetta? Raccontaci un po'. Purtroppo non ce l'avevo, questa era la specialità della mia zia, era il suo compito di fare la pignolata ogni anno. Purtroppo mia zia non c'è più e mia mamma non ce l'aveva la ricetta precisa, non l'aveva mai fatto. Allora cosa ho fatto? Ho chiamato la mia cugina nella Sicilia. Bello, Un paio di settimane fa l'ho chiamata, ho detto Graziella, ho bisogno della ricetta della pignolata. Allora lei mi ha dato questa ricetta qui che poi l'ho praticata, l'ho provata una volta. Però è un po' particolare la ricetta, quando poi ce l'ho spiegata a mamma, gli ho detto la semolina, la grappa, la cannella, ha detto ma noi non avevamo la grappa, non si faceva così in quei tempi. Dunque si vede che è normale, con tutte le ricette c'è un'evoluzione delle ricette e questa è la versione di questa cugina mia nella Sicilia che Graziella, nel paese di Naso. Nel paese di Naso dove abita lei, sì, questa è la sua ricetta che poi l'ho provata un anno e mezzo fa, quando ero lì me l'ha fatta anche lei questa ricetta. Fantastico, sì. Allora questa è una ricetta che si mangiava a Natale sempre, vero? Sì, questa ce l'avevamo sempre per Natale, non era Natale se non c'era quel piatto di pignolata. Sì. Allora iniziamo così in modo da condividerla con tutti voi a casa e magari avere questo dolce per Natale anche sulle vostre tavole. Allora, farina normale, bianca, 2 tazze di farina. Poi, come ho detto prima, un po' diverso, ma la semolina. Tocco diverso questa ricetta. Un tocco diverso, 1 tazza e 1/4 più o meno di semolina. Poi andiamo con lo zucchero, abbiamo una mezza tazza di zucchero, un piccolo pizzico di sale, non troppo, così basta, mezzo cucchiaio di bicarbonato e un mezzo cucchiaio di cannella. Ecco la cannella. Il tocco diverso, ma che dà un bel sapore. Allora mescoliamo tutto insieme, magari faccio io questo? Sì, così io preparo gli ingredienti qui che ci vanno. Allora ci sono 4 uova che mettiamo qui, c'è, come detto prima, la famosa la grappa che dà un bel sapore, non troppo, 1/4 di tazza di grappa, non è. Questo è un tocco diverso, vero? A questa ricetta, come dicevi. Non ho mai visto la pignolata con la grappa, ho visto altri tipi di pignolata che hanno il limone grattugiato. E poi c'è la pignolata veramente basic, che è farina, uova, un po' di zucchero e basta. Allora, magari quella era la ricetta originale, quando c'erano meno di ingredienti. Sicuro. Però ecco la creatività in cucina, aggiungere grappa, cannella. Perché no? Secondo me quella sarà stata la ricetta originale. Però devo dire, mi piace questa ricetta. Sì, dà un bel sapore. L'ho preparata qui, la mia famiglia, loro ha piaciuto molto anche a loro. Allora farai un piccolo, buco al centro di questo impasto di farina. Aggiungiamo qui le uova, l'olio, ci ho messo una mezza tazza di olio e la grappa.
Bene, si sente l'odore della Si grappa. sente già. Mettiamo qui al centro, incominciamo a mescolare insieme un po' con il cucchiaio e poi continuiamo qui a mano Bene. per impastarla bene. Allora dicevi che aggiungendo semolina Sì, darà un tocco diverso, nel senso che avevi menzionato una parola siciliana molto carina, sì, sì. che io direi aggiunge un po' di croccante a questa ricetta, mentre tu invece... Esatto, è un po' croccante. Quando l'abbiamo assaggiata con la mia mamma abbiamo detto che scuzzula, la parola siciliana è che scuzzula in bocca. Scuzzula. Quindi è croccante più del solito con la semolina. Con la semolina. Carino. Però è più farina che semolina. Allora, adesso cerchiamo di fare un impasto che poi metteremo qui sul tavolo per far formare a mano. Facciamo la pasta che poi la taglieremo a pezzetti. Ok, mi sembra che a un certo punto non si può evitare, si deve andare... la consistenza è giusta adesso per iniziare. Adesso formo qui. Oh, si sente l'odore della grappa, un po' della cannella. Allora, tu adesso mi fai un piacere, mi metterai un pochettino di farina qui perché non nel piatto ma qui. Esatto. Un po' di più. Basta così. Mettiamo questo piatto di lato e impastiamo un pochettino. Qui il modo sarebbe, faremo un po' come abbiamo fatto, ti ricordi, i gnocchi un paio di settimane fa? Sì. Impastiamo, tagliamo a pezzettini, facciamo delle corde lunghe, li tagliamo. Poi si tagliano, poi in forma rotonda. Esatto, li formiamo in piccole palline e li mettiamo qui di fianco per poi andare a friggere. Benissimo, continuiamo. Sì. Appena ritorniamo dopo questa corta pausa, continueremo con la pignolata. Le feste di Natale, la pignolata siciliana che troveremo su tante tavole, una bella tradizione natalizia. Nadia, questa ricetta sulle vostre tavole a Natale? Sicuramente ci sarà sul mio tavolo quest'anno, sì. E forse anche sul mio. Ah, speriamo, perché no? Quindi facilissimo, continuiamo. Facilissimo, continuiamo. Allora, io li preparo in un modo, io li faccio come la forma tradizionale. Tradizionale, come quando abbiamo fatto i gnocchi, facciamo questa lunga corda qui, facile più piccola, poi io li taglio a tocchetti e li faccio a mano a palline. Tu invece come li farai? Io invece... Tu hai già incominciato? Io già inizio e quindi prendo la pasta praticamente e faccio subito le palline. Sì. Evito di fare i rulli, però va bene lo stesso, Va no? bene lo stesso, basta, l'importante è veramente che abbiamo la stessa forma, La la forma stessa giusta, grandezza, sì. Perché se no quando andiamo a fare la frittura ci sono quelli che saranno pronti, quelli no, allora continuiamo a fare queste piccole. Ma poi c'è, anzi parlando della forma, c'è un altro modo, io li ho viste anche così senza fare a pallini, che li tagliano a tocchetti a forma di gnocchi, diciamo, e che li lasciano pure così. E fanno l'albero di Natale lo stesso, la forma? Li ho visti, sì, però per dirti la verità li trovo più belli così a pallina. Io li farei sempre a pallina, è sempre stata la tradizione nella nostra famiglia, allora non la cambierei, ma uno se non vuole, non si vuole mettere a fare queste palline così, li lascia a forma di gnocchi, li diciamo. Allora continuiamo qui. Quindi dopo che abbiamo finito di preparare tutte le palline, diciamo, è il momento della frittura. Poi a quel punto della frittura, sì, allora poi andiamo a fare la frittura, dobbiamo poi sciogliere un po' di miele per coprirli e formiamo il nostro bello albero. Immagino che la frittura è abbastanza veloce anche. Molto veloce, basta che sono indorati un paio di minuti e sarà fatta. Perfetto. Possiamo anche parlare, a parte di questi qua, ci sono tante altre specialità natalizie e ricette che troverete anche sul mio blog che li faccio. Ci sono i cannoli con la ricotta, per esempio,
ho sviluppato anche quest'anno una ricetta, bellissima ricetta per un panettone che ho creato bene. io. A me non mi piace la frutta candida nel panettone, allora l'ho Neanche a me. creata con il cioccolato nero Sì. e mandorle. Buona idea. Come mi piace a me, troverete tutte queste ricette anche sul mio blog. Sì, anche questa. Anche Nadia. questa, sì, tutte queste ricette troverete sul mio blog. Quindi controllate il tempo blog per di Natale. Mangiabedda e a quel punto potete anche voi preparare la pignolata per Natale. Questa si può fare il giorno prima, non troppo in anticipo, immagino. Non troppo, ma anche il giorno prima va bene. Magari si asciuga forse un po' il miele, ma per Sì. dirti la verità, io ne ho fatto un piatto, mi è durato 4-5 giorni. Lo lasciavo qui ogni tanto, io, mio figlio, qualcuno, veniamo, sì? ne prendiamo un pezzo, è come il popcorn, quando Sì, incomincia sì. è difficile fermarsi. È facile perché appunto si prendono i pezzetti, le palline di Natale ogni Ecco. giorno. Anzi, è pericoloso averlo qui Sì. in giro. Quel piatto ci ha durato, non lo so, 4-5 giorni qua, un pezzo alla volta. Ok, allora siamo. Ma come ci si vedete, permette tutto a Natale, possiamo mangiare qualsiasi dolce. Sì, Vero? come vedete è veloce, siamo quasi finiti. Questa è poi una bellissima attività per fare con i figli, implicare i famiglia, figli certo. in famiglia, fateli questi qua insieme. Il Anche i giorno- bambini più piccoli potrebbero sì, aiutare. sì. È facilissimo, tutti i bambini possono fare questo. Io trovo, per me anyways, è importante di includerli Certo. nella cucina. Per me è sempre stato importante. Noi fra poco faremo anche i nostri biscotti di tipo gingerbread, Sì. che faremo ogni anno qui insieme da quando sono piccolini. Allora è continuata quella Li tradizione. continuiamo, So anche ricor- se hanno 16 e 13 anni, è importante, dobbiamo fare Sì. questi, dobbiamo trovare un momento per fare questi biscotti ogni anno, se no non è Natale. Ma immagino che anche per loro è importante continuare, se hanno preso questa abitudine Sì, è importante sì, farlo. Sì, hanno preso l'abitudine, se l'aspettano. Un po' forse più complicato adesso, sono occupati i compiti, Sì, ma con gli orari, c'è con- sempre un momento. Ok, Quasi fatto. sono finita prima di te. Il mio modo moderno non è più veloce. Però funziona bene, Silvana. Non bisogna necessariamente fare quelle corde. Ok. Esatto. Allora, l'olio si sta riscaldando nel Quindi hai frattempo. imparato anche tu qualcosa da me, non soltanto io che imparo da Nadia. Hai ragione, why not? Una cosa, Io sono sempre aperta alle nuove idee. ecco, abbiamo fatto. Tutto fatto. Allora, a questo punto siamo pronti per friggere queste palline che poi saranno in forma di albero di Natale e la pignolata, appunto. L'olio è bollente, Nadia, Allora, vediamo, mettiamone uno. a fuoco alto, A fuoco altissimo. alto, sì, è bollente. Allora incominciamo, li mettiamo qui un po' alla volta. Allora c'è l'olio nella padella, come vedi, e nemmeno metà della padella direi è riempito di olio, forse un terzo. Sì. Non vogliamo che sia troppo alto. Come vedete incominciano a friggere abbastanza. Cambiano colore subito. Cambiano colore abbastanza subito. Quindi quando sono dorati sono pronti a tirar fuori. Pensi che Fare veloce. l'aggiunta della semolina, della semola cambia il colore anche? Un pochettino sa la semolina, direi forse un po' di più la cannella, anzi, che dà un po' Sì. un colore un po' più scuro della pignolata tipica. Come vede, si vedono già che alcune sono già pronte, allora cominciamo a... Che profumino! Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra poco. Oggi prepariamo la pignolata, un dolce tipico siciliano che vedremo su tante tavole a Natale
il miele è sciolto, è il momento di preparare la pignolata, appunto. Sì, allora qui è tutta già fritta, allora mettiamo tutto qui in questa ciotola piano piano. Ecco, allora il miele l'abbiamo sciolto a fuoco basso un attimino, basta che diventa vuole liquido, poco. pochissimo, non vogliamo bruciarlo, non vogliamo che diventa un altro colore, basta. Ok, grazie. Allora, qui io più o meno c'ho una tazza di miele, Sì. mettiamo tutto dentro e poi basta mescolare tutto insieme, che profumo Buono. adesso di miele. Mettiamo da parte e incominciamo, basta che sono tutti Ricoperti di miele. ricoperti di miele, queste piccole palline di pignolata. E poi la parte più importante, prima di assaggiare la presentazione, no? Sì. Ci vuole la bella presentazione. Mi sembra che sono abbastanza coperti. Ma così Silvana. non bisogna assaggiarli per sapere se sono buoni. Vedi tu, me lo dici tu Silvana, dai. Assaggiali tu. Aspettavo solo questo. Aspettavi. È coperta abbastanza di miele? Sì? Ok. Sono buonissimi. Allora, adesso incominciamo a fare pian piano la bella presentazione, ma uno si è rotto. Facciamo la bella presentazione, qui però ancora bisogna farlo con le mani. Ok. Là là. Mettiamo, perché cosa vogliamo fare? Vogliamo fare più o meno una forma di Albero di Natale? Un albero di Natale, uno sopra l'altro. Facciamo una bella forma, poi cerchiamo di mettere i piccoli caramellini intorno di zucchero a colore. Che bella presentazione sui vostri tavoli a Natale per i dolci. Oh. Bellissima. Poi c'è chi mette, se non vuoi mettere i piccoli gocci a colore, ho visto anche un po' di cioccolato Certo, grattugiato, immagini certo. tutte le idee che si possono. Ci sono tante variazioni. Tante variazioni. Ancora qui bisogna solo usare l'immaginazione e la creatività in cucina. Poi passare lì. Ok. Ah, questi sono rimasti. Sì, erano Poi un po' ce li rotti, mangiamo. magari ce li mangiamo noi. Allora vedi, scivola, ma io cerco di creare. Ti aiuto? Perché no? Queste mani piene di miele. Oh, stanno scivolando. L'idea è questo qua, di formare un albero. Immagino che i bambini si divertono a preparare questo in cucina Sì, si con divertono. la mamma o con le nonne anche. Se li mangeranno, io credo. Non lo so se ci Sì, arriverà a fare. non ce la fanno a fare l'albero di Natale. Stanno scivolando. Ecco. Vuol dire che il miele basta. Adesso mettiamo in piccole. Ma tu riesci proprio a fare l'albero? Oggi sta scivolando un po' di più. Se ne fai di più, lo fai anche più alto l'albero, ma Ho oggi capito. sta scivolando un po' oggi. Sì. Ne puoi fare, guarda con il. Ma forse man manino che si asciuga un po' anche il miele, Sì, rimane forse più, rimane ed è più più facile. fermo. L'albero è un po' più largo, meno alto e più largo oggi. Sì. Non fa niente, basta che si fa la bella presentazione. Carino, molto bello. Ecco. Fammi Questo è provare. uno dei tanti dolci che si trova su tavola. Sì, scusa, sto mangiando già. Va io. benissimo, va bene. Sì, ci sono questi, facciamo i cannoli, non li facciamo sempre. Poi Quindi a tavola, quando si arriva il momento del dolce, la pignolata. Poi magari altri dolci, abbiamo detto i cannoli siciliani. i cannoli li facciamo spesso. Un'altra ricetta che facciamo, non necessariamente dolce, ma può essere, ma sono i sfinci. Queste, la pasta lievitata, che poi è anche fritta. Sì. Hai notato che le cose buone sono fritte? Purtroppo Purtroppo sì, Silvana, purtroppo c'è sempre... sono sempre fritte queste ricette che sono più interessanti, ma questa pasta fritta, come dico, i sfinci li chiamiamo, c'è una versione anche zuccherata, non solo Sì. salata, mi metto un po' di zucchero a velo sopra e fa un altro dolce Altra bella idea. che noi usiamo spesso anche per la vigilia di Natale. Anzi. Allora si mangia tutto ciò che si vuole durante le feste di Natale, poi l'anno nuovo, come tutti, inizia la dieta. E purtroppo è così. E poi parlando dell'anno nuovo, Nadia, sul tuo blog
c'è un viaggio interessante per tutti voi a casa che si organizza. Sì, grazie, è vero. Allora il viaggio culinario nella Sicilia che sarà il mese di ottobre prossimo, al 6 al 18 ottobre. Allora se venite con me ci saranno 4 corsi di cucina con me e faremo anche lì la pignolata insieme, parlando della pignolata. Chissà se avrà la ricetta con la grappa. Sicuramente, se lo facciamo là, e se c'è mia cugina Graziella sicuramente. Allora, corsi di cucina con me, delle gite molto interessanti, dobbiamo andare a assaggiare il vino, andiamo ad assaggiare anche il frantoio dove fanno l'olio di oliva. Bello. E andiamo a visitare tutti i bellissimi posti nella Sicilia come Palermo, l'Etna, Taormina, eccetera. E saremo situate a Capo d'Orlando, bellissimo luogo a fianco al mare. Allora ci sarebbe anche la possibilità di andare a mare, perché il mese di ottobre è ancora bello, non è come qua. In Sicilia sì. Allora potete appunto consultare il blog Mangia Bedda, ci sono tutte le informazioni sul blog. Oltre ad esserci anche questa ricetta della pignolata e tante altre. Sì, la ricetta è lì sul blog per Natale con le altre ricette e anche il panettone di cui ho parlato prima, se volete fare il vostro proprio panettone quest'anno. Interessante c'è una buona ricetta. provare. Sì. Io nel frattempo mangio ancora di più. Sì, io mangio quelle che sono un po' rovinate qui, che non abbiamo potuto usare. C'è altro miele, bisognerebbe metterlo sopra? Sì, si può mettere di sopra il miele che rimane, sì, perché no? Ok, benissimo. Allora anche per voi controllate il blog di Mangia Bedda di Nadia Fazio. Avrete questa ricetta, tantissime altre ricette e le informazioni per quanto riguarda questo bellissimo viaggio in Sicilia il mese di ottobre prossimo. Intanto ti ringraziamo Nadia. Grazie a te Silvana, è sempre un piacere. Piacere tutto mio. Alla prossima, Mangia Bedda, il blog, e per quanto riguarda noi la buonasera da Fatto in Casa.